riconoscimento di essere patrimonio dell'UNESCO e oggi siamo qui per un altro evento che ci tocca da vicino, un evento che contribuisce a far grande questo paese, in generale questo territorio, perché alcune persone hanno pensato che fosse bello unire un'opera che serviva alla comunità e a tutti coloro che attraversano il comune di Vidor all'arte, a quello che rende grande con la sua bellezza ciò che ammiriamo, ciò che vediamo, l'arte scultorea in modo particolare. Ed è così che è nata l'idea di installare in questa infrastruttura, che è la nuova rotatoria che è stata creata qui nel comune di Vidor, l'opera d'arte che siamo qui ad inaugurare questa mattina. Ma allora io vorrei chiamare qui al mio fianco innanzitutto il primo cittadino di questo comune, il sindaco Albino Cordiali. Assieme al sindaco, buongiorno sindaco, allora ci rivolgiamo tutti da questa parte, magari mi sposto a lato per non coprire la visuale, perché insieme a lei diamo il via alla scopertura delle opere che vediamo qui installate e assistiamo a questo momento storico, direi. Orgoglioso di essere qui presente perché con i miei assessori e consiglieri e anche alcuni dipendenti, perché diciamo se lavoriamo in sintonia con l'amministrazione e i dipendenti. Questa zona è molto abitata, qui ci sono 250 famiglie che escono su questo incrocio, abbiamo le scuole medie, le scuole elementari, abbiamo il polifunzionale e una palestra. Quindi diciamo è un punto delicato, strategico del comune di Vidor. Qui escono centinaia di persone ogni giorno perché ci sono i servizi, diciamo, il commercio, l'area commerciale, e quindi è un traffico veramente straordinario. Quasi 45 km, quindi è una strada che costeggia il Piave, sinistra Piave, e quindi è una strada di grande traffico. Abbiamo dei numeri importantissimi, abbiamo di media 20.000 veicoli al giorno che passano su questo punto, escluso sabato e domenica che c'è una piccola diminuzione. Territorio delicato, importante. Patrimonio UNESCO vuol dire che siamo stati veramente premiati, è questo che noi vogliamo fare la possibilità di essere di vivere una certa tranquillità e sicurezza soprattutto. Dopodiché ringrazio le scuole medie di Vidor che sono presenti, gli alpini siete presenti in qualsiasi caso, oggi in festa ma anche quando c'è in caso di calamità, in caso di emergenza. Chi ha dato il terreno, la famiglia Rossetto Piero, che abita della Casa Rossa, ha dato un pezzo di terreno per la rotatoria, quindi un applauso alla famiglia. Il signor la ditta Presa, nel nome di Doimo Eros, per titolare della ditta Billy Prodi, che ci ha dato anche lui una parte. Aspettiamo l'inaugurazione perché veramente con orgoglio l'amministrazione vuole inaugurare questa rotatoria. Quindi adesso do la parola a chi la signora mi dice, perché adesso è lei che fa la scaletta, quindi io vi ringrazio tutti. Non voglio aver dimenticato, spero di aver dimenticato nessuno del lavoro che ho fatto, che è quel che ho detto, perché ci sono tantissime persone, quindi tantissime persone che hanno lavorato, e ho già detto prima anche i dipendenti del comune che hanno lavorato sodo, perché le problematiche, la burocrazia ci ha dato veramente del filo da torcere, però ce l'abbiamo fatta. Ringrazio tutti quanti, grazie. Unire quest'opera necessaria a quel qualcosa in più con cui abbiamo aperto la nostra mattinata, riferendoci proprio a quest'opera d'arte che potesse far grande ancora di più questo territorio, che è legato indissolubilmente ad un prodotto che è quello del vino, e quindi colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare il presidente del consorzio della tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG, Innocente
Daniele Nardi, come ha già fatto il sindaco del Resto, ma anche il presidente dell'UPG regionale Giovanni Follador, perché anche le Proloco si impegnano moltissimo per la promozione del territorio. Tra l'altro, piccola curiosità, la Proloco Vidorese qui è nata nel 1951 ed è la prima delle Proloco venete per anno di fondazione, quindi davvero complimenti alla vostra comunità. Ma adesso sentiamo il presidente del comitato Mostravini, Andrea Miotto. Grazie Claudia. Mi sarebbe piaciuto fare due parole a braccio, però ho preferito scrivere 2 righe perché non volevo dimenticare qualcosa, insomma, e dare il significato di questa opera nell'opera, come abbiamo detto, no? Quindi vi leggerò quello che ho pensato. Gentili signore, gentili signori, autorità, colleghi produttori e concittadini tutti, buongiorno. Quando abbiamo iniziato a parlare di questo progetto qualche mese fa, per la verità pochi mesi fa, non avremmo forse mai pensato di arrivare a questo punto. Quando abbiamo discusso con l'amministrazione comunale della nuova rotatoria e abbiamo intravisto la possibilità di fare qualcosa di speciale in questo spazio, non avremmo certo pensato di arrivare fino a qui con questo risultato. E invece questo progetto è diventata una grande opportunità. Abbiamo pensato, come produttori del Comitato Mostravini, al nostro statuto. Questo ci dice che lo scopo della nostra associazione è quello di realizzare una volta all'anno la nostra mostra dei vini, ma ci dice anche che noi abbiamo il compito di promuovere il nostro territorio, il territorio del Conegliano Valdoviadene di OCG.